The Dreamer, anticipazioni, domenica 13 dicembre. Jeanne e Sanem passano la notte insieme. Sanem e Jeanne sono ancora fuori città. Sanem, durante la lezione di yoga, fa alcune domande al maestro, dicendo che sta chiedendo consigli per una sua amica. Vuole sapere come riuscire a non perdere qualcuno. Così Jeanne interviene irritato, tirando fuori il discorso delle bugie. Il maestro suggerisce di parlare per risolvere i problemi. Sanem aggiunge che lui non parla ma urla. Il maestro fa alzare tutti in piedi e poi li invita a gettarsi indietro sul proprio partner. Jeanne trattiene Sanem e non la fa cadere. Lei gli dice che sapeva che l'avrebbe presa perché si fida di lui. Intanto Uma si serve di JJ, riuscendo a farsi rivelare dove si è rifugiato Jeanne. Gli intima poi di scrivere immediatamente l'indirizzo, pena il licenziamento. Scende la sera e Jeanne e Sanem si incontrano per caso nell'ambiente comune. Lui è ammaliato dalla bellezza di lei e continua a guardarla. Jeanne non vorrebbe, ma il maestro sente la chimica tra i due e consiglia loro di sedersi allo stesso tavolo per la cena. Una volta seduti, complice l'atmosfera apprezzata da entrambi, Sanem condivide con Jeanne il suo sogno d'infanzia, quando sognava di essere una principessa e di ballare con un principe. Aggiunge di aver capito che in realtà i principi non sono così. Inizia la cena, Jeanne e Sanem continuano la conversazione ed entrambi apprezzano il cibo. Poi interviene nuovamente il maestro, contento di vederli parlare, ma desideroso che ballino insieme. Così gli dice che se proprio non vuole ballare con Sanem troverà qualcun altro. Allora Jeanne accetta. Il maestro suggerisce di chiudere gli occhi e di lasciarsi andare alla musica. I due lo fanno, ma poi Jeanne si risveglia come da un sogno e dicendo di essere stanco le dice che andrà a riposare. Per questo lui si trova lì. Sanem va in camera a letto, ma il riscaldamento non va e lei ha freddo. Allora si reca alla reception e cerca di risolvere il problema, ma l'addetto alle riparazioni arriverà il giorno successivo. Jeanne allora nei paraggi proprio in quel momento dice che possono scambiarsi di stanza. Alla fine Sanem va nella stanza di Jeanne che la fa accomodare sul divano. Mentre lui sta nel letto matrimoniale, Sanem si lamenta di questo, mentre Jeanne legge un libro. I due discutono e alla fine, dopo che minaccia più volte di andarsene, Sanem si mette a dormire nello stesso letto, sebbene uno da una parte e uno dall'altra. La coperta però non è abbastanza per entrambi e i due se la contengono nel dormiveglia. L'indomani Jeanne e Sanem si risvegliano abbracciati e si danno il buongiorno, giocando teneramente con i loro nasi. Ma suonano alla porta e arriva inopportuna Pauline a rompere l'idillio. Jeanne le chiede cosa stia facendo lì. Lei gli dice che ha saputo da sua madre dove si trovava e che deve parlargli. Poco dopo tutti e tre partecipano alla lezione di yoga. Il maestro è infatti d'accordo su far partecipare anche Pauline. Alla fine le due finiscono con litigare. Poi Jeanne e Pauline condividono il pranzo. Lei gli dice di non riconoscerlo più e che è cambiato molto. Ma arriva Sanem e li interrompe, sedendosi al tavolo e prendendo un po' di cibo da entrambi. Prima di salutarla, Jeanne dice a Pauline che penserà alla sua proposta, ma Sanem è molto soddisfatta di vederla andare via. Jeanne poi obbliga Sanem a fare il viaggio di ritorno con lui. Durante il viaggio di ritorno, Jeanne coccola Sanem, le accarezza la testa e le prende la mano. Ma non appena arrivati, Jeanne comunica a Sanem di aver preso una decisione importante. Accetterà la proposta di Pauline. Sanem è sconvolta, ma è determinata a dirgli qualcosa. Delusa gli fa presente che lei ha fatto molti errori per non perderlo, ha combattuto per lui ma ora ha rinunciato. Lui sta scappando da tutto e visto che lui ha deciso così, lei non può impedirgli di andarsene. Dunque lo saluta, è stanca di correre dietro a qualcuno che non la vuole. In ufficio poco dopo Sanem comunica a Leila e JJ di lasciare l'agenzia perché non riuscirebbe a stare in un luogo che le ricorda Jeanne mentre lui non c'è. Sanem, molto determinata, riesce a scrivere le sue dimissioni e JJ prova invano a impedirle di consegnarle a Deren, che comunque non vuole firmarle. Intanto Yuma sente tutto e telefona a Pauline, anticipandole soddisfatta che Jeanne accetterà la sua proposta. Sanem va nell'ufficio di Emirre e consegna le sue dimissioni. Gli dice che ha provato a far pace con Jeanne, ma inutilmente. Emirre non vuole, ma Sanem è determinata. Lui è comunque convinto che Jeanne si mentirà e la chiamerà.
Sanem torna nell'area comune e raccoglie le sue cose. Tutti la osservano in silenzio e con le lacrime agli occhi, compresa Deren che alla fine l'abbraccia. Jeje le regala il suo pupazzo per parlare con lui quando sarà annoiata. Sanem dice che vuole tanto bene a tutti. Yuma si avvicina e le dice che sapeva che sarebbe andata a finire così. Questo accade quando si mescolano lavoro e vita privata. Sanem va sulla banchina del porticciolo e piange da sola. Si dice che se l'avesse amata veramente l'avrebbe sicuramente perdonata. Poi, mentre se ne va e chiama il taxi, viene investita da un'auto. Hee-Hit, il ragazzo che è alla guida, si ferma subito a soccorrerla e la porta in ospedale. Poi si assume ampiamente la colpa dell'accaduto e la invita a chiamare i familiari. Intanto in agenzia gli impiegati stanno commentando l'accaduto. Mentre parlano tra loro, Leila riceve la telefonata dell'ospedale e tutti si allarmano. Lei si rivolge a Mirre per farsi accompagnare. Lui cerca di rintracciare subito Jean che appare da subito sconvolto. Hee-Hit torna nella stanza di Sanem e poco dopo arriva Jean, preoccupatissimo, che si comporta in modo molto dolce con lei. Dice a Hee-Hit che può andare, ma lui risponde che non la lascerà finché Sanem non uscirà da lì sana e salva. Jean si innervosisce e minaccia di picchiarlo. Arrivano Emire e Leila e Jean spiega l'accaduto innervosito e ingelosito dalla presenza del ragazzo, che si mostra molto protettivo con Sanem. La stanza dell'ospedale è troppo affollata, così entra l'infermiera e chiede anche a Jean di uscire, anche se lui vorrebbe rimanere, perché forse Sanem ha bisogno d'aiuto. L'infermiera però lo manda fuori. Jean rientra e lui e Sanem discutono sulle dimissioni. Jean non vuole che lei lasci il lavoro, ma la ragazza è irremovibile. Jean le fa presente allora che deve dare 15 giorni di preavviso prima di andarsene. Il medico decide di dimettere Sanem. Hee-Hit vorrebbe accompagnarla a casa, ma Jean, palesemente geloso, cerca di non permetterlo, adducendo il fatto che si tratta di uno sconosciuto. Lei risponde che è in compagnia della sorella e si lascia accompagnare proprio dal ragazzo. Dice inoltre a Jean che sa lei cosa fare della sua carriera. Una volta arrivati, Hee-Hit rimane affascinato dal quartiere e colpito da Sanem, tant'è che le chiede il suo numero di telefono. Jean, rimasto solo, telefona al padre e si sincera delle sue condizioni di salute. Gli chiede di potergli parlare di qualcosa di importante. Poi Jean parla con Emire e gli dice di essere stanco della sua rabbia verso la madre. Sanem gli ha fatto capire che è stato ingiusto verso di lei. Yuma e i figli cenano assieme a casa di Ivit e lei ne è molto felice. Jean le dice che ciò avviene grazie a Sanem perché le ha fatto cambiare la sua visione sul fratello e la madre. Sanem inavvertitamente ha lasciato il suo quaderno sul sedile posteriore dell'auto di Hee-Hit. Il ragazzo se ne accorge e comincia a leggerlo. Nel frattempo Guliz va a far visita a Sanem e rivela ai genitori dell'incidente. Niet e Mekhibe, che non sapevano nulla, corrono allarmati nella sua stanza, ma lei li rassicura che sta bene. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!